Julian Stone, il pallone pick and roll classico, come già detto, centrale, Tonut con Watt che arriva, poi Tonut attacca 1 contro 1, grande controllo del corpo di Stefano Tonut, uno degli... Fernandez, la riapertura per Peric, extra pass per Justice, anche lui, palleggio, arresto, il tiro, movimento assolutamente perfetto per... E da professionista, Fioi da 3 punti, a segno l'oriundo della nazionale italiana. E allora adesso Justice, gravato di 2 falli, ma Dalmasson lo mette in campo lo stesso. Cook con la schiacciata, ben imbeccato da Peric. De Raffaele decide che non è il caso. Cepel cerca posizione interna Udano che poi deve uscire di nuovo dopo Racconi consegnato, poi la palla, che assist per Udano, e allora vuole correre Daniele Cavaliero, picchiano all'esterno proprio per servire Mitchell, di forza ad appoggiare, e adesso il controparziale. Michael Bramos si appoggia proprio a Austin Day, 3 secondi per andare al tiro, gran difesa di Trieste, non però fino all'ultimo centesimo. 3:55 da giocare, Cavaliero nell'angolo, Fernandez da 3, la risposta di Nicolao, tiene il palleggio aperto, il jump da 3 punti, 3 Nicolao, non ci sta il pallone, di nuovo gestito da Helmore, adesso un po' di riposo per Fernandez, mamma mia, Cook di Nicolao, 2,5 da giocare, il pop-up di Day dentro la palla per Watt, gran passaggio di Austin Day, la schiacciata di Mitchell per Tonut, ancora Austin Day in punta, situazione simile a prima, arriva questa volta l'aiuto di Mitchell, Tonut contro Justice, step back da 3 punti, Tonut, 8-0 Venezia, 7-2, 7-1, Fernandez dentro per Mitchell, la palla con doppio tocco sul ferro, Michael Bramos, la ricezione di De Nicolao, prova a alzare la pressione difensiva, Venezia, segno con Watt per il +3, 30 secondi al termine, è stato chiamato in zona d'attacco, quindi avrà 14 secondi per andare a tirare Trieste, sarà un tiro veloce, fino in fondo Fernandez, Watt dice di no, finisce qui, i campioni d'Italia vincono l'esordio in Serie A, 78-73.